Noi ci troviamo nella mostra dell'Associazione Mineralogica Paleontologica Umberto del Pupo di Capella. Questa mostra è stata allestita, diciamo, come ultima volta nel 2005, mentre negli anni precedenti è stata fatta e allestita in altre sedi, nella canonica del parroco prima, per poi essere in un'altra sede qui vicino e per ultimo dal 2005 qua. Questa mostra è frutto della raccolta e delle collezioni della nostra associazione. L'associazione è nata nel 1986 grazie alla volontà e alla passione di Umberto del Pupo, al quale noi abbiamo intitolato questa associazione, che si chiama Associazione Paleontologica Mineralogica Umberto del Pupo, proprio perché lui è stato l'ideatore. Poi nel 2000, lui è morto nel 1999 e nel 2000 poi abbiamo fatto l'atto costitutivo e di fatto l'associazione risulta costituita nel 2000, ma di fatto è stata fatta nell'86. Dal 2000 quindi poi abbiamo incominciato ad allargarci sia in termini di sede sia in termini anche di raccolta e di esposizione, e siamo raggiunti a un livello che qui abbiamo circa 3.000 pezzi. Purtroppo lo spazio è questo, avremo altri 2.000 pezzi da poter esporre, ma non c'è spazio sufficiente. Cerchiamo di esporre i migliori e quelli che hanno maggior, diciamo, sul mercato, che c'è più evidenza e più conosciuti. Ecco. Nel 2000 quindi abbiamo fatto l'atto costitutivo e socio fondatore risulta anche il nostro Alberto De Stefani. Alberto ci ha lasciato nel mese di gennaio. Lui, oltre ad essere un socio fondatore, era anche segretario dell'associazione. Ha dato anima e corpo a questa associazione, quindi dedicandosi soprattutto all'aspetto didattico dell'associazione, e quindi noi abbiamo voluto in questa occasione dedicare a lui l'aula didattica, proprio perché era la sua passione e la sua volontà. Sì, oggi abbiamo intitolato la stanza, l'aula didattica di questo luogo, che è la sede dell'Associazione Mineralogica di Cappella Maggiore, ad Alberto De Stefani. Alberto è stato una persona, ci ha lasciati nel mese di gennaio, ed è una persona che era un po' l'anima della nostra comunità, faceva parte di tante associazioni, era sempre presente in tantissimi eventi comunitari e quindi è stata una grande perdita per tutti noi. Abbiamo così voluto ricordarlo intitolandogli una sala rispetto alla quale lui, ad un'associazione alla quale lui teneva molto in quanto segretario di questa associazione, e quindi abbiamo ritenuto che questo fosse il luogo più adeguato per ricordarlo, e ringrazio l'associazione per aver avuto questo pensiero. Il luogo in cui tutta la mostra mineralogica, questa raccolta veramente molto bella, preziosa, è stata collocata proprio all'interno dell'edificio delle scuole medie, e questo perché potesse essere un valido ausilio anche per i nostri alunni, per i nostri studenti, ma non solo quelli di Cappella Maggiore, anche quelli del circondario, per fare attivamente e in modo diverso le lezioni. Questo è un patrimonio di tutti, un patrimonio per le scuole, per i nostri studenti, perché possano apprendere in modo più dinamico e in modo anche nuovo e più vivace. Dentro questa mostra poi abbiamo con le scuole pensato ad un progetto, le cosiddette piccole guide, i piccoli ciceroni, e i ragazzi insieme con gli esperti di mineralogia, i geologi, hanno catalogato tutti questi pezzi. Quindi mentre hanno fatto un lavoro utile di catalogazione, hanno anche imparato loro stessi molte cose, e questo è quell'interazione tra associazioni, enti pubblici e scuola che fanno di una comunità sicuramente il luogo della crescita insieme e luogo di arricchimento reciproco, e soprattutto per i nostri giovani, per i nostri studenti, di arricchimento non soltanto di nozioni ma proprio di esperienze, perché dietro questa raccolta ci sono persone. Io voglio ricordare anche Umberto del Pupo, che è colui che ha
collezionato gran parte di questi oggetti e quindi conoscere questa raccolta vuol dire anche fare parte attiva di una comunità che continua ad essere viva attraverso appunto